Per molti sostenitori del no, il sindaco di Venezia in primis, ce ne sono altrettanti che invece vedono gli innumerevoli vantaggi di quella che più di una separazione si può definire la nascita di due comuni a sé, con una loro identità, ma soprattutto, come spiega uno dei maggiori promotori referendari, con enormi vantaggi per entrambi. Il primo vantaggio riguarda sicuramente il fatto che a Venezia si può fare la richiesta di uno statuto speciale riconosciuto sia a livello nazionale che a livello europeo. Questo perché? Perché noi vogliamo far sì che ci siano delle attività economiche che siano alternative a quelle turistiche. Per far questo bisogna ridurre i maggiori costi di vita, di gestione, sia per i residenti, persone, famiglie, sia per le aziende a Venezia, quindi esenzioni fiscali come conseguenza di questo comune autonomo. Per quanto riguarda Mestre, una gestione più attenta, penso che ogni cittadino mestrino abbia notato come ci sia una gestione poco attenta ai problemi che ognuno ha in questa città. Cito per esempio solamente lo spopolamento del centro, negozi che lasciano perché ci sono sempre più ipermercati che vengono fatti fuori della città, nella periferia, e poi questi ostelli, ormai questo problema del turismo che sta diventando assillante anche per Mestre. Eppure si tratta del quinto referendum. Perché proprio ora dovrebbero cambiare le cose? Continuano a dire che il comune unito è il futuro. No, è esattamente l'opposto. Il comune unito non ha un futuro. Quindi noi abbiamo al quinto referendum la speranza, ormai la certezza, perché sentiamo i cittadini intorno a noi, tutti hanno capito che sono due città diverse, Venezia e Mestre. Per risolvere i loro problemi ci vogliono scelte diverse, amministratori diversi. Fra l'altro questo non costa di più, anzi